Marinella Mantovani, presidente Auser Rovigo e tra l'altro vicepresidente CSV Padova Rovigo. Che iniziativa è questa, presidente? Allora, siamo di fronte ad una iniziativa che prevede un'attività di socializzazione e di benessere per gli anziani. Fa parte di un percorso di coprogettazione fatto all'interno del CSV, a cui hanno partecipato alcuni circoli Auser che si sono messi insieme poi per fare appunto questa iniziativa. Anziani al Mare è denominata. Questa settimana, che è iniziata il 17 di giugno, abbiamo avuto 24 adesioni di signore che hanno aderito per la prima o seconda settimana, comunque un totale di 24 persone. È un'attività che già facevamo da tempo, quest'anno ci è stata arricchita perché abbiamo avuto l'aiuto del CSV che ci ha dato un contributo per ampliare e dare più servizi. Ho aderito volentieri a questo progetto promosso dal CSV. Le persone hanno bisogno di stare assieme, è quello che io sto cercando di contribuire e di sviluppare. Da questo mi sono nati altri progetti, altre idee che ho intenzione di riproporre per settembre. Esperienza? Bellissima, compagnia bellissima. Divertimento? Sì, tanto. Stupenda, meravigliosa, quest'anno si sono superati, siamo un bel gruppo. Ringraziamo il CSV, l'Auser tagliolese, l'Auser provinciale e speriamo di continuare con questa esperienza migliorandola sempre di più. È bellissimo, bellissimo, ho conosciuto tante brave signore, è bello. Sebastiano Bagno Happy Days, tu hai ospitato, me l'hai detto fuori onda, molto volentieri questi ultra giovani o diversamente giovani. Come è andata? Che esperienza è stata per te? Ma è andata molto bene, più che per noi, per loro sicuramente, perché alla fine la mattina hanno l'obiettivo di venire al mare, di respirare aria buona, c'è stato un ottimo servizio legato poi anche al risveglio muscolare, alla colazione, al pranzo finale come vedete oggi, quindi c'è molta coesione, c'è gruppo, è bello, stanno insieme, è un ambiente sano, quindi... Esperienza da ripetere. Sì, assolutamente, sia per noi come stabilimento nell'accogliere i signori che suppongo anche loro come servizio. Persone speciali, proprio un applauso alle signore di Ariano. Bene. E tutta la compagnia. Sì. Ho visto le persone molto soddisfatte, credo che sia un'esperienza da ripetere. Infatti noi stiamo organizzando una settimana al mare per la prima settimana di settembre. Allora, siccome lei sta seguendo un corso di inglese ed è una giovane teenager, me lo dice in inglese questo saluto particolare? Leandro, if you've just begun your English course, I wish you the best of luck. I hope you do very well, and I'm sure you're going to be very happy when you speak English, and you and I will have a long conversation. Ma che brava! Ma che brava! Ecco, si parla anziano dopo i 65 anni, però vediamo 65 anni ultra attivi, eccetera, ne sappiamo qualcosa. Cosa vuol dire anziano oggi? Allora, diciamo che l'età si è prolungata perché l'aspettativa di vita siamo arrivati sugli 86 anni circa per la donna e 84 per l'uomo. Quindi anziano attualmente si parla dai 75 in su, non come prima che si parlava dai 65. Io ho quasi 65 anni, non mi sento anziano, sicuramente una persona che fuori da quella che è l'età lavorativa, il periodo lavorativo, ha tutta una serie di interessi ma anche di problemi che vanno affrontati soprattutto mano a mano che ci si allontana dai 65 anni. Noi viviamo in una terra rurale e abbiamo proprio da affrontare il problema della socialità delle persone che spesso si chiudono in casa e non hanno possibilità di confronto con altre persone, altre amiche e altri amici.